nell'attesa che il dottor Cicognini di Municipio ci aiuti a tirare un po' le conclusioni con la presentazione dei numeri della parte di questionari che hanno raccolto nei singoli tavoli, io proverei a fare un breve giro, un paio di minuti veramente ai coordinatori e alle persone che hanno gestito poi i singoli tavoli nelle 5 realtà per sentire un loro flavor, un loro sentiment così a caldo di come è andata. Quindi partirei da Padova, dove ho visto Alberto e l'assessore. Se avete... Alberto? Sì, sì, ci sono. Chi siete? Ah no, l'assessore non la vedo più adesso. No, no, Però... non è assessore, è il dirigente dei servizi sociali, Sara, Ah, purtroppo perdonami. si è allontanato un attimo. Sì, allora, intanto diciamo, un applauso anche a Carlo Cicognini che ci ha seguito e che è stato veramente bravo, non a caso dopo riporterà lui i risultati. Diciamo Invece, che riportare in contemporanea i tavoli, i risultati di 5 tavoli sì, sarà sì. un compito Allora, arduo. c'è stato sicuramente, al di là della presentazione dei nostri servizi e così via, un intervento di Stefano Mineo di Bologna che ha inquadrato molto bene e ha descritto molto bene quello che è stato il processo di eco-design, di partecipazione da parte dei cittadini nell'ambito del loro progetto di nuova rete civica e con i punti servizi online per i cittadini. E ci siamo riconosciuti, nel senso che noi abbiamo vissuto nell'ambito del MyCity una prima fase con cui sono stati individuati i servizi il set di servizi che devono essere messi a disposizione dei cittadini con delle attività di coinvolgimento pre-presentazione della proposta progettuale, okay? E successivamente adesso invece noi stiamo andando a una prima fase di, chiamiamolo co-design, per arrivare dopo quello che secondo anche Stefano la parte più importante e impegnativa, che è proprio il test dopo a seguito di quelle che sono un po' anche le prime indicazioni che hanno dato in questo caso le associazioni. Ecco, qui è tornata Sara. Quindi dal nostro punto di vista insomma una giornata seppur non a Padova, non così fitta di partecipanti, rispetto magari ho visto un Montebelluna molto molto attivo, però insomma le associazioni che hanno partecipato insomma, hanno dato il loro contributo e questo per noi è una cosa importante. Non so se Sara vuole aggiungere qualcosa. Ok, Chiedevi per una noi. cosa a Sara. Sara, magari che Alberto è ovviamente condizionato dall'essere un informatico, era positivo, ma questo modello ibrido online, in parte in presenza, in parte online, come ti sembra? Come ti è sembrato? Ah, no, a me è sembrato molto positivo. Io sono comunque una fautrice della parte informatica, per me le videoconferenze mi hanno cambiato il mondo. Bene, No, dai. ma vedo che c'è comunque una partecipazione comunque anche durante le videoconferenze. È chiaro che quando ci sono tante persone diventa più difficile gestirle, però devo dire che sono uno strumento molto, molto valido. Il fatto di poter coniugare presenza e videoconferenza sicuramente è un aspetto molto interessante. Comunque Sara bara perché prima lavorava a Vicenza ed era il direttore dei servizi informatici, oltre a Ah, essere... ma allora... Giocate in casa, ho capito. Oltre a essere naturalmente il suo primo lavoro, naturalmente servizi sociali, però insomma ha fatto anche quello... Ho fatto quell'esperienza. Vabbè, sei un po' di parte. Bene, allora passerei la parola a Marcello Missaggia a Treviso dalla sala di 300 a cui chiederei, allora intanto so che per una serie di problemi siete partiti un po' in ritardo, ma voi siete stati più bravi di tutti e avete recuperato. Com'è andata? Allora, è stato un primo confronto sull'usabilità e una presentazione dei servizi a dei colleghi che vediamo finalmente di persona, quindi già un aspetto positivo secondo me. Ci siamo lasciati anche con la promessa di un secondo tavolo di confronto sui servizi sviluppati dopo l'estate, quindi questo è un aspetto importante, quindi vi aspettiamo dopo l'estate, quando i servizi saranno ancora più definiti e ancora più sviluppati. Un tema che è emerso, secondo me importante da parte delle parti sociali, è il cambio della platea delle fragilità, quindi un argomento di riflessione secondo me interessante, quindi vedremo come questo impatterà nella progettazione, ma sicuramente è un aspetto molto importante. Mi riaggancio
alle parole iniziali dell'assessore Manera, quindi dobbiamo essere pronti al prossimo 110%. Una frase molto importante per noi, perché, come dire, bisogna essere pronti a delle emergenze che richiedono l'apporto dei sistemi informatici. Come arrivare ad arrivare pronti, come fare per arrivare pronti? Sicuramente bisogna pensare all'aspetto delle banche dati aggiornate e con alta qualità del dato. Il nostro patrimonio come pubblica amministrazione è un argomento molto importante. Poi l'altro, i servizi su questi dati e i servizi ai cittadini che devono essere flessibili, interoperabili, integrati e uniformi su scala sovracomunale, perché il disagio, come dire, non deve essere legato al territorio fisico, pochi chilometri di distanza della residenza non devono cambiare le modalità di approccio alla pubblica amministrazione. Quindi secondo me questo è una conferma di quello del lavoro che stiamo facendo, una conferma della bontà del lavoro che stiamo facendo, almeno come approccio. Grazie Marcello, concordo con te che banche dati e la qualità del dato saranno elementi cruciali, oltre a quello dell'uniformità dei servizi. Passerei quindi la parola adesso a Verona, Barbara. Buongiorno, ciao Barbara, anzi. Ciao, buongiorno. Come stai? Tutto bene? Bene, dai, bene. Teniamo duro. Siamo sempre in battaglia, sempre in trincea qua. Benissimo. Com'è andata? Allora, è andata bene. Ecco, io però vorrei fare una segnalazione, perché il target di utenza delle associazioni, ma in generale di persone che si approcciano, che non sono persone smart, richiede che ci sia una semplificazione nell'interfaccia. Cioè, troppo testo e troppe descrizioni, servono pochi pulsanti molto semplici, molto lineari, che consentano un approccio proprio più semplice per chi ha meno competenze, per chi ha meno dimestichezza con lo strumento informatico. Il target delle associazioni è spesso formato da persone che sono, insomma, non giovanissime o comunque non abituate ad approcciarsi con gli strumenti informatici. Ecco, quello che noi abbiamo rilevato è questo, una certa difficoltà perché c'era troppo testo nell'interfaccia. Ecco, quindi una semplificazione è necessaria. Poi per il resto è andata bene. Bene, Punto. grazie. Quindi indicazione utilissima che ovviamente passeremo, anzi sono sicuro che hanno già raccolto le persone che si stanno occupando del design e dello sviluppo di questi servizi. Quindi dopo Verona io passerei a Vicenza. Lorenzo Beggiato. Ci sono? Mi sentite? Ci sei Lorenzo? Ciao, mi senti? Sì, io non ti vedo, però magari forse... Ok. Eccoti qua, adesso ti vedo. Molto bene, ci sentite anche? Sì? Benissimo. Allora, anche qui la partecipazione è stata davvero intensa. In questo tavolo qui abbiamo raccolto molti spunti da portare al tavolo della progettazione. Uno su tutti, la necessità di confrontarsi in maniera direi immediata con altre realtà, CSV in particolare, che propongono già comunque servizi che in qualche maniera si avvicinano specificatamente al portale del volontariato, per capire le possibili integrazioni, eventualmente condivisioni dei dati, perché il tema della qualità del dato è un dato che è una questione che al tavolo è rimbalzata più volte, insieme al fatto che di valutare un meccanismo perché il dato non perda qualità, cioè tipicamente non diventi vecchio, non rimangano sospese nel ciclo di nascita e morte delle associazioni dentro il portale informazioni, dati eccetera di associazioni che magari non ci sono più e che gioco forza sono rimaste lì perché nessuno ha pensato prima di finire la propria attività di andarsi a togliere dal portale, questo sicuramente. Quindi qualche criticità sulla sovrapposizione, qualche criticità sulla possibilità di obsolescenza dell'informazione e da Firenze invece un input a mettere assolutamente a riuso questi servizi, perché sono stati ritenuti molto interessanti anche dal collega del Comune di Firenze, che
gemellato col nostro, ha presentato ha fatto una presentazione a volo d'angelo dei propri servizi. Perfetto Lorenzo, e penso che questo aspetto che tu hai sottolineato sia un aspetto veramente interessante del riuso anche fuori e necessariamente fuori anche dai confini regionali, perché lo sforzo che tutti assieme stiamo facendo nel design, nello sviluppo di questi servizi possa effettivamente diventare valore per tutto il panorama della pubblica amministrazione italiana. Grazie ancora da Vicenza, passerei quindi la parola a Montebelluna. Alberto Bertoldo l'ho visto prima. Eccomi. Ciao Alberto, come stai? Bene, grazie. Allora, è andata... Sento un po' di ritorno, non so se dipenda da me. Vedo di spegnere l'altro microfono, scusate. Scusate un secondo. C'è il lato acceso? Eccoci, effetto della diretta. Allora, sì, abbiamo avuto una buonissima partecipazione, riuscite a vederlo anche dalla quantità di gente in sala, quindi ringrazio appunto, visto anche ormai la stagione estiva avanzata, trovare tempo per riuscire a dedicarsi a questa attività non è mai facile, sia per chi, sì, per noi diciamo operatori degli enti pubblici, ma anche per le associazioni che sicuramente sono molto coinvolte in questo periodo di difficoltà. Allora, io volevo portare alcune osservazioni che sono emerse, che sicuramente sono di interesse e in parte sono anche state in qualche modo già riportate dai colleghi. Anche qui il tema della sovrapposizione con iniziative, diciamo, analoghe, perlomeno diciamo in parziale sovrapposizione con questa, è stato riportato all'attenzione e quindi c'è una necessità di coordinamento a livello anche regionale, in modo tale che non ci sia duplicazione di sforzi e poi lato cittadino non ci sia un po' di difficoltà nell'individuare univocamente il canale di accesso a una serie di informazioni e servizi, perché nel momento in cui sono replicate o ci sono fonti di replica, questo può sicuramente generare confusione. Altro elemento che è emerso è la necessità, dalla discussione che si è avuta qui, di un maggiore coinvolgimento probabilmente degli stakeholder anche in fase progettuale, al di là dei partner diciamo istituzionali che sono stati coinvolti in questi mesi, in questi anni. Probabilmente c'è necessità di avere iniziative analoghe a questa, dove c'è un contatto più diretto con i destinatari, proprio per avere una serie di informazioni che probabilmente al nostro livello sfuggono o sono diciamo percepite in maniera diversa. E per questo mi hanno anche confermato dal team di sviluppo che questa iniziativa di raccolta dati, di feedback, non si termina con questa riunione, ma è possibile per chi fosse interessato continuare a estendere questa seduta di co-design anche nei prossimi giorni a eventuali altri interessati che possono quindi collegarsi ed effettuare lo stesso tipologia di test. Infine ringrazio appunto il collega del comune di Merano che ci ha dato anche un ulteriore spunto che secondo me si allaccia a quanto detto dalla dottoressa Lavanda di Verona, ovvero la necessità di avere una multicanalità nell'accesso a questi servizi che va anche al di là della rappresentazione classica testuale, magari mediante l'utilizzo di assistenti vocali che ormai sono diventati parte della quotidianità di ciascuno di noi, che in alcuni contesti, magari anche di disabilità, possono sicuramente dare un contributo nell'accesso ai servizi. Grazie. Grazie Alberto, e sicuramente questo aspetto della multicanalità è un aspetto che sottolineeremo e dobbiamo tener conto nella fase di sviluppo. Passo quindi la parola a Carlo Cicconini di Municipia, che anche lui è impegnato, non so come aveva fatto a seguire 5 tavoli in contemporanea per fare una sintesi anche quantitativa, quantitativa di quanto è emerso a questi tavoli. Carlo, ci sei? Ci sono, eccoci. Allora, ti sei moltiplicato o hai fatto lavorare qualche persona? No, ovviamente ogni tavolo aveva una persona dedicata. Carlo, non ti vediamo però. Ah, scusate, avete ragione.
Eccoci. Mi vedete? Perfetto. No, ogni tavolo aveva appunto una persona dedicata che ha fatto l'attività di facilitazione e poi c'era un'ulteriore persona in background che si leggeva man mano le risposte, per cui ci ha dato la possibilità di effettuare questa breve sintesi di quello che abbiamo scoperto. Abbiamo preparato alcune slide, giusto per avere un riscontro visivo anche dei risultati che abbiamo ottenuti. Provo a condividere. Ditemi se vedete la condivisione. Perfetta. Eccoci. Allora, vabbè, a noi interessava soprattutto verificare alcune cose. Da un lato, come dire, il canale preferenziale di ricerca delle informazioni, perché comunque rispetto all'attuale MyPA c'era un elemento innovativo che era il discorso delle aree tematiche che ad oggi non è presente, e quindi questa era un'interessante opportunità per verificare come veniva in qualche modo recepito dagli utenti. E come vediamo da queste slide possiamo dire che su per giù i partecipanti si sono divisi a metà, per cui il 44% ha scelto come primo strumento della ricerca il motore, mentre il 45% le aree tematiche. L'assistente digitale e la mappa in realtà hanno avuto poco appeal da questo punto di vista, e questo sicuramente ci conforta, in quanto puntavamo molto sul fatto che questo nuovo sistema di classificazione potesse in qualche modo aiutare il cittadino nella scoperta dei servizi e delle informazioni. La seconda domanda del test era: vabbè, se prima avete scelto il motore di ricerca, cosa scegliete come seconda modalità di ricerca all'interno della MyPA? E come vedete qui sostanzialmente c'è una conferma dei primi due, cioè il motore di ricerca e delle aree tematiche, però in questo caso l'assistente digitale e la mappa sostanzialmente hanno pressappoco duplicato il loro interesse in questa seconda domanda. Un altro elemento che a noi interessava capire, perché faccio una piccola premessa, la ricerca etnografica fatta sui LED, sui 5 comuni pilota di Regione Veneto, ma anche una ricerca fatta sui cittadini del comune di Bologna, ci ha fatto capire sostanzialmente che le persone, o meglio i cittadini, non devono conoscere quello che è l'organizzazione dell'ente o il linguaggio dell'ente. E soprattutto i cittadini, ma come tutti noi, quando interagiscono con la pubblica amministrazione, interagiscono con un concetto di tema, di argomento, per cui legato al concetto di casa non c'è semplicemente la Tari, l'IMU, le tasse, eccetera, ma potrebbe esserci anche il concetto di famiglia, il concetto di figli. E quindi questo modo di ragionare in qualche modo è stato riportato all'interno della versione che abbiamo visto della MyPA, dove sostanzialmente le aree tematiche estendono il concetto di interesse. Però ovviamente, essendo la MyPA una piattaforma che era nata per veicolare sostanzialmente servizi, dove per servizi si intendono tutte richieste che hanno in background un procedimento, quindi un processo amministrativo, nel momento in cui si innestano delle informazioni che non sono tipicamente dei servizi, ma sono proprio delle schede informative, come potrebbe essere la descrizione di un'associazione di volontariato oppure di una richiesta di candidatura, volevamo verificare quanto era percepibile questa differenza tra ciò che era servizio e ciò che invece è scheda informativa. E quindi nel test abbiamo prodotto dei risultati della ricerca, 4 risultati, dove sostanzialmente avevamo un servizio e 3 schede informative. E ci ha fatto piacere scoprire che sostanzialmente il 71% dei partecipanti nelle 3 domande che dovevano verificare questa capacità di riconoscere dal labeling e dalle informazioni stampate cosa era un servizio e cosa invece una scheda informativa, vediamo che il 71% ha identificato correttamente quello che era un servizio e quello che era una scheda informativa, a fronte di un 29%, che qua però è un totale, compresi anche i non saprei, e sostanzialmente abbiamo meno di un terzo di persone che non hanno capito ancora questa cosa, però mi sento che la stragrande maggioranza ha in qualche modo intuito la differenza tra questi due concetti. Un altro elemento fondamentale, perché è innovativo all'interno della piattaforma di MyPA, è il discorso dei filtri, in quanto l'ampliamento delle aree tematiche amplia anche il concetto di filtri. E poi soprattutto è stato fatto un ragionamento dove
quando io entro nel contesto specifico di una ricerca, come nel caso nostro era appunto il volontariato, ho la necessità di avere dei filtri che non sono più generici, ma sono in qualche modo verticali sul contesto. Un po' come avviene in Amazon, no? Se voi andate in Amazon e scrivete pasta Barilla, tra i filtri che appaiono a sinistra troverete: ma vuoi la pasta Barilla da 500 grammi, 300 grammi, da 1 chilo, vuoi la pasta corta, vuoi la pasta lunga? Cioè la ricerca va a identificare quei filtri che sono in qualche modo coerenti con il risultato proposto. E quindi anche nel caso della MyPA, quando io passo nella ricerca del volontariato, cambiano i filtri. E quindi volevamo vedere effettivamente quanto gli utenti capissero questo cambio e utilizzassero i filtri. E anche qua vediamo che quasi l'80% ha cliccato correttamente nella posizione che ci aspettavamo nel design e sostanzialmente ha confermato che questa nuova classificazione, questa potenzialità è comprensibile e potrebbe essere utilizzata con valore da parte degli utenti. Il test poi è terminato con alcune informazioni di tipo etnografico, per cui volevamo capire un po' come erano segmentate le sale, e come vedete sostanzialmente abbiamo il grosso dei partecipanti era in qualche modo contenuto tra i 36 e i 65 anni, quindi non stiamo parlando sicuramente dei nativi digitali da questo punto di vista. E quindi mi riaggancio poi all'osservazione che ha fatto prima durante il discorso, no, della semplificazione, oppure del tenere presente anche di target di utenti che magari sono avvezzi all'utilizzo di strumenti informatici, quindi magari utilizzare un linguaggio, delle modalità molto più semplificate potrebbe avvicinare anche questo tipo di segmento. Questa è una domanda che ci interessava molto, cioè soprattutto perché mescola, diciamo, il digitale con il tradizionale, in quanto abbiamo chiesto ai partecipanti che quando si approcciano alla pubblica amministrazione per un servizio digitale, che cosa preferiscono. Ovviamente, come vedete, come avviene nei trend di mercato, abbiamo una segmentazione paritaria tra lo smartphone e il computer. Quale percentuale non corrispondono al 100 perché la risposta era multipla, nel senso che gli utenti potevano scegliere più opzioni, no? Però avevamo inserito anche la possibilità dello sportello, in quanto in precedenti indagini avevamo visto che c'era una resistenza a utilizzare i nuovi strumenti digitali, però ci fa piacere vedere che solo l'1% dei partecipanti tra le varie opzioni ha indicato anche lo sportello. Principalmente però stiamo parlando di PC e di smartphone. Alcuni commenti significativi tra cosa è piaciuto e cosa non è piaciuto. Abbiamo depurato dei commenti quelli che erano più riferiti ad aspetti, se volete, di processo, oppure anche a valutazione dell'esperienza vissuta nei termini del test, non tanto dell'esperienza vissuta nella ricerca dell'offerta di volontariato. Per cui vediamo che l'idea dell'assistente digitale che in qualche modo possa supportare la ricerca o aiutare i cittadini nel trovare quello che vuole è un elemento di interesse. Un altro elemento di interesse, ma forse perché è proprio legato alla sensibilità delle persone che facendo volontariato conoscono il mondo della fragilità, è questa cosa che ci è piaciuta evidenziare in quanto è ricorso in diversi commenti il tema dell'accessibilità. Quindi il tema di rendere il più possibile la piattaforma accessibile in termini proprio anche di usabilità, quindi di linguaggio, di chiarezza, di tener conto di tutti i possibili aspetti cognitivi che sono legati all'età, alla cultura, alle abilità informatiche degli utenti. E poi anche quest'ultima frase del salvo un quesito birbo, perché c'era un quesito che era molto tricky in quanto serviva di verifica rispetto all'impostazione, diciamo, dell'intera piattaforma, però ci dicono che tutto è stato abbastanza semplice. Cosa invece non è piaciuto meno? Anche qui ritorna il concetto del migliorare l'usabilità in relazione al target di utenti, che un po' fa scopa con, vista l'età, non è così facile. Raccogliamo questa indicazione che come ho detto prima è anche emersa in sala, proprio perché magari appunto occorrerà fare un focus e magari immaginare come determinati segmenti di utenti o fragili, cioè magari per difficoltà motorie, cognitive, oppure anche visive, o anche per l'età, per cui pensiamo magari agli ultimi 65 anni, come possono interagire questi segmenti con la piattaforma in modo che
possa risultare sicuramente ancora più facile e ancora più di valore per questi tipi di segmenti di utenti. Questa è un po' la sintesi del lavoro di oggi. Ovviamente era un'attività, se volete, di test sugli scenari fatta da remoto, molto veloce, però sicuramente porta una serie di spunti davvero interessanti e di conferme su alcuni elementi che ancora attualmente non esistono sull'attuale piattaforma. Per cui per noi è stato davvero interessante questa attività e spero che queste suggestioni che abbiamo cercato di sintetizzare in breve tempo possono in qualche modo fertilizzare anche, come dire, tutti voi nell'orientare come dire, i successivi sviluppi verso queste indicazioni che secondo me sono davvero molto, molto pragmatiche da questo punto di vista. Grazie, grazie Carlo. Allora interrompo la condivisione. Eccoci. Grazie Carlo degli spunti. Penso che tu abbia colto anche un passaggio fondamentale, cioè l'attività che oggi abbiamo fatto non era solo un'occasione di ripartenza per rivederci, ma era anche un'occasione per raccogliere feedback importanti, quindi sicuramente adesso tutti i coordinatori del progetto Autorità Urbane assieme ai loro partner municipio prenderanno queste iniziative, questi spunti per fare i giusti aggiustamenti, il giusto tuning dei servizi. Mi piaciuto l'osservazione, cos'era che c'era scritto, anche se c'era una domanda un po' strana, siamo riusciti a capire tutto, quindi penso che il coinvolgimento dei cittadini anche con un linguaggio nuovo sia uno degli obiettivi fondamentali su cui tutti noi siamo chiamati a impegnarci, proprio perché, l'hai detto correttamente tu, i nostri concittadini, i nostri cittadini non pensano in base all'organizzazione della pubblica amministrazione, ma pensano perché hanno un problema, hanno una casa, hanno dei figli, vogliono dell'attività e quindi pensano per una vecchia idea di metafora della vita che sicuramente dobbiamo in qualche modo saper valorizzare. Prima di passare la parola alle conclusioni all'ingegnere Paolo Barichello della direzione ST Agenda Digitale, mi preme ringraziare perché questo evento multi-site, multitecnologico ha avuto una sua complessità organizzativa che è stata ampiamente risolta e ci ha permesso di portare a termine questo evento, quindi ringrazio prima di tutto tutti i colleghi che nei singoli territori ci hanno dato una mano, colleghi tecnici operativi che hanno messo a disposizione le sale, che hanno gestito tutta la parte anche infrastrutturale e poi permettete di ringraziare personalmente Federica Broccali, Antonio Candiello, Ilenia Zaboni, Roberta Dallosa e in particolare anche Antonino Mola, che sono stati un po' la nostra infrastruttura, la nostra dorsale organizzativa dell'evento di oggi, che altrimenti non saremmo riusciti a organizzare. Quindi grazie veramente per questa attiva collaborazione. Il digitale è facile, ma non è che richiede meno organizzazione di altri eventi, ve lo posso assicurare, perché anche oggi, come avete ben visto, sembra facile, ma poi l'organizzazione ha una sua complessità. Paolo Barichello, a te le conclusioni, siamo perfettamente in orario. Grazie Luca, io non parlo dal Palazzo di 300 ma da una lavagna bianca dietro di me del mio ufficio, come invece fa il nostro collega Missaggia. Beh, il primo aspetto, anzi spero di riuscire degnamente a fare delle conclusioni sintetiche ma che colgano quello che è emerso nell'incontro di oggi. Beh, il primo aspetto che ho colto è sicuramente la forte collaborazione che tutti noi abbiamo dimostrato nella giornata di oggi e in particolar modo che ha dimostrato come dare dei servizi, collaborare per dare dei servizi ai nostri cittadini sia sicuramente efficace. È emerso in particolare quindi la necessità di avere un'uniformità di linguaggio da dare ai nostri cittadini, quindi i 20 LED che abbiamo costruito insieme è un primo passo, è una miccia che viene accesa per seguire un percorso che ha lo scopo di dare al nostro cittadino, indipendentemente dove risieda, di trovare il stesso linguaggio per accedere ai servizi digitali in particolare. Un altro aspetto, oltre quindi che dare un linguaggio sì uniforme, non deve essere un linguaggio, mi ha colto il termine labirinto digitale, cioè non deve essere un labirinto digitale, ma deve essere sì uniforme, ma anche quindi
semplice, si parlava quindi di meno testo, più tasti facilmente comprensibili. Questo si può ottenere con un coinvolgimento dei nostri stakeholder e delle associazioni, dei cittadini stessi, con lo scopo appunto di dare un linguaggio semplice e facile di accesso ai servizi digitali. E quindi è importante anche una multicanalità. Abbiamo visto l'1%, lo sportello all'1%, per fortuna è solo all'1% perché significa che il percorso della strada verso il digitale è sicuramente efficace, però comunque dobbiamo garantire una certa multicanalità per avere una platea sempre più ampia. Aggiungo qualcosa relativamente a quello che arriverà col PNRR. Arriveranno sicuramente fondi per digitalizzare quanto più possibile, però ricordiamo che non basta investire e quindi creare lo strumento digitale, ma sappiamo bene che poi perché lo strumento digitale funzioni ha bisogno anche di persone, cioè bisogna poi che la conduzione dello strumento sia gestita da persone, da teste che abbiano ovviamente l'obiettivo di farlo funzionare bene, perché lo strumento da solo non può funzionare. Poi un altro elemento che è emerso è la qualità del dato, quindi la pubblica amministrazione così ricca di archivi e di database deve però garantire una qualità del dato, un aggiornamento del dato stesso e a fine di dare ovviamente un servizio eccellente al cittadino. È emerso poi la preoccupazione, o meglio la criticità dell'esistenza della sovrapposizione di servizi, perché ovviamente creati in autonomia dai vari enti. Ma lo scopo appunto dei 20 LED è quello di cercare, il nostro scopo è quello di cercare di diffondere attraverso appunto i livelli essenziali dei diritti digitali, quello di diffondere servizi uniformi e quindi evitare appunto la sovrapposizione. Infine aggiungo la comunicazione, cioè quello che io penso è che la PA debba dotarsi anche, non sarà attuabile, ma di un ufficio marketing, cioè di un ufficio dedicato anche a comunicare al cittadino i servizi che la PA offre, perché a volte facciamo le cose, le facciamo bene, meglio di altri, ma le comunichiamo poco o male verso il cittadino e quindi il cittadino magari non sa neanche dell'esistenza di servizi digitali efficaci che la PA offre nel proprio territorio. Ecco, con questo ringrazio tutti della partecipazione e della passione che vedo che viene data in questi incontri che facciamo, di cui sono orgoglioso di quello che vedo e vi ringrazio ancora e concludo con queste parole. Grazie all'ingegner Barrichello, a Paolo perché ha dato numerosi spunti. Io trattengo l'ultimo che condivido veramente, la passione. Spesso tutti noi, anzi tutti voi, fate moltissime cose che vanno oltre la vostra attività ordinaria perché credete che quello che stiamo facendo sia una cosa che, come diceva stamattina il nostro il nostro direttore, sia anche un processo democratico. Ecco, questo è un movimento fatto anche di grandi persone con grande passione, quindi grazie ancora. In perfetto orario alle 13:00 riporto il mio orologio, saluto tutti, ci rivediamo probabilmente ancora online, purtroppo ancora un po', ma speriamo che magari dopo l'estate possiamo veramente organizzare i primi momenti di presenza cumulativi e non soltanto diciamo a livello locale. Grazie ancora e buon lavoro a tutti e buon pranzo. Grazie. Grazie. Arrivederci. Grazie a tutti.